sono uno stronzo di prima categoria. E le rispondo la colpa non è mia, è colpa di Beatrice che a sua volta mi scrive dalla carta la lettera gialla e dice che sono un materialista. Chiara mi ha fatto una lista dei difetti che ho, mia madre dice invece che non ne ho, che non ne ho. Guarda, non sono certo uno con cui fare la guerra, che visto che il tempo mi ha ferito, e io non sono fidanzato, non sarò mai un avvocato, tanto meno che Federico, va bene. Ho capito, ma quello che ti dico non vuole essere un'offesa, al contrario, baby, sono una difesa, baby. Tu se non mi parli fai l'offesa, baby. That's right. Ho mille più poesie scritte da donne che non mie, ma le ho già lasciate, ancora innamorate, e ciò che sento pieno nelle loro lettere ordinate. Solamente, ma io non voglio rimanere intrappolato in una delle loro vendette. Mese dopo mese diventerei fedele, ma tanto non ci crede più nessuna. La tavola dei coni è chiusa in casa. È solo un'invenzione, le donne le ho capite perché sono come loro. Romantico sensibile, ma pure capriccioso. Passare le giornate insieme a loro, e l'unico che interessa è il vero uomo. Gelosie e tradimenti, che poi si li raccontano tutti da fare i tradimenti dopo, cioè quando... Notti col coltello in mezzo ai denti, e nelle montagne le belle signorine si fanno corteggiare dove fanno le bambine, altri fanno uso di parole come biglie, c'è chi le corteggia come dolcimera, figlia, ma io mi sono arreso, curando questi mali, gli uomini e le donne sono uguali, sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali. Milioni di pensieri, e l'unica certezza è che non sono nato ieri, quindi lunga vita fidanzati, uomini felici, uomini incastrati, sì, siamo come quello che vogliamo, cerchiamo donne super sexy e poi ci lamentiamo, vogliamo fedeltà assoluta, non la promettiamo, il rischio se una donna si rivela il capitano, e va bene, ci diamo danni pari, gli uomini e le donne sono uguali, sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali, gli uomini e le donne sono uguali. Siamo venuti da lontano per suonare questa notte in questa meravigliosa Bologna al contrabbasso per voi Nicola Pallo Palestri, alla chitarra elettrica Andrea Morelli, al pianoforte Mr. Bruno Zucchetti,
alla batteria Andrea Fontana, ed eccolo qui, emiliano come noi, alla tromba Andrea Giuffredi. Ne approfitto un attimo per prendere giusto fiato per raccontarvi questo. Noi siamo cantanti o buffoni, artisti, insomma facciamo questo mestiere con il dovere di cercare di far divertire gli altri divertendoci possibilmente, e però quando diventi un professionista, chiamiamolo così, una persona che pubblica dei dischi, che ha un certo tipo di responsabilità anche verso gli altri e non solo verso se stessi, allora ci sono un mucchio di persone che iniziano a dirti cosa devi fare, cosa sarebbe giusto fare, ma anche quello per la strada, voglio dire, vai a comprare un giornale all'edicola e ti dicono il Carlino, grazie, ti danno il Carlino e ti dicono: oh senti, guarda, ti ascolto, guarda che continua così, sì, ok, te lo prometto, il resto grazie. E succede così spesso anche mentre stai lavorando, ci sono persone, chiunque incontri, insomma, vorrebbe darti un consiglio perché tu possa fare meglio per quello che pensa lui. E a me è successo ultimamente di incontrare su internet, e su internet si trova di tutto, ma questa cosa era una cosa vera. Ho scoperto, Ballo, ascolta anche tu, stai attento, cosa fai? Chi guardi? In giro, ti guardavo in giro. Ho scoperto tramite una statistica di Spotify, è una cosa che ho scoperto la settimana scorsa, 2 settimane fa circa, credo, no, che ad oggi sono più gli uomini che le donne che mi ascoltano. E devo dire che ci sono rimasto malissimo, perché sono stato accusato quando ho iniziato circa 16 anni fa ormai, è tanto lontano, ma per me nella memoria ieri, sono stato accusato di aver fatto un gruppo, il Luna Pop, che era un gruppo fondamentalmente, dicevano, per ragazzine, come se io non lo volessi, come se io non avessi voluto esattamente quello, come se io non volessi le ragazze nei miei concerti. Brutto, cattivo, che vuoi le ragazze nei tuoi concerti. Allora io penso che sia giusto, siccome questa è una grande sconfitta per me, penso che sia giusto recuperare, a cominciare da oggi, stiamo lavorando per questo. E la prossima canzone quindi è soltanto per le ladies. Senza andare lontano, una come te ha una valigia per le scarpe che sembra un aeroplano in aria. Una come te non si avvicina per ballare, guarda da lontano. Una come te se corre in ciampa ma non cade. Il prossimo lo fanno solo gli uomini e facciamo il paragone, Una come te.
solo gli uomini. Vedi che sono più loro ancora. Adesso mi impegno, vediamo se funziona. Una come te, un gatto sopra il letto e un uomo nudo ad aspettare, ovviamente io. Una come te, un vento che le soffia dentro, non la può spostare. Uno come me, non la può dimenticare. Una come te.